Adesso andiamo a conoscere il presidente dell'associazione Proloco che ci parlerà delle tradizioni di questo bellissimo paese della provincia di Asti. Sono il presidente della Proloco di Castelnuovo Don Bosco, rappresento un'associazione di volontari formata da giovani ma anche da meno giovani. Ci occupiamo nel nostro comune di organizzare le varie manifestazioni e il nostro obiettivo è quello di rallegrare la vita quotidiana dei castelnovesi. Tra le varie manifestazioni che organizziamo, la prima è a febbraio con il Carnevale, facciamo in pratica la polenta in piazza e la sfilata dei carri allegorici. Il 16 aprile quest'anno avremo una nuova novità, una gara di auto d'epoca. Il 25 aprile facciamo il mercatino dell'antico, abbiamo più di 200 espositori, commercianti, hobbisti, artigiani, un mercatino molto bello. Arrivando ad agosto abbiamo i festeggiamenti patronali che inizieranno il 13 di agosto e si concluderanno il 16 di agosto. Nella giornata dell'Assunta il paese generalmente va alla Madonna del Castello per assistere a una delle più belle messe di tutto l'anno. A settembre c'è la festa della vendemmia, la terza domenica di settembre, e si arriva quindi all'ultima domenica poi di novembre, dove siamo giunti quest'anno alla 21esima fiera del tartufo. Concludiamo poi l'anno con un bellissimo presepio vivente in collaborazione con la parrocchia di Castelnuovo Don Bosco. Per qualsiasi approfondimento potete vedere i nostri appuntamenti sul sito comunale e sulla finestra della Proloco. E sono varie le frazioni che compongono Castelnuovo Don Bosco. Noi adesso ci spostiamo da piazza Don Bosco per raggiungere la borgata Becchi, dove è stata costruita la basilica minore dedicata a San Giovanni Bosco. Qui ci sono anche vari beati, tra cui Giuseppe Allamano, ma è in corso anche la causa di beatificazione della mamma di Don Bosco, mamma Margherita. Ma adesso andiamo a scoprire le cose belle di Colle Don Bosco. Su questo luogo è stata costruita la Basilica di Don Bosco, che è fatta di due basiliche, una sovrastante all'altra. Però qui in questa zona c'era la cascina di Lione dove Don Bosco è nato. Fino all'88, nell'anno centenario di Don Bosco, si pensava ancora che la casa nativa di Don Bosco fosse la casetta, la cosiddetta casetta di Don Bosco. In realtà la famiglia Bosco era ospite in questa cascina e in questa cascina il papà faceva da mezzadro. Il papà, fortunatamente, diremmo provvidenzialmente, aveva comperato per uso personale una vecchia tettoia a poche centinaia di metri di qui, per poter mettere gli attrezzi del suo lavoro, della sua attività. E invece purtroppo morì per una polmonite fulminante quando Giovannino Bosco, il figliolo, il più piccolo, aveva neppure 2 anni. Don Bosco ricorderà nelle sue memorie che quello fu il ricordo più lontano della sua vita. Pensiamo, neppure 2 anni, ricordava che non voleva staccarsi dal letto del papà e la mamma gli diceva: Giovannino, vieni, dobbiamo andare. E lui, si vede che già aveva nella sua vita così piccola ancora il carattere forte già in germe,
diceva no, io non vengo se non viene papà. Durante l'estate la mamma Margherita ha chiesto ai vicini di poterla aiutare e tirarono fuori, riuscirono a mettere insieme, con sacrifici immani, 4 stanzette da quella vecchia tettoia, quella che poi divenne praticamente la casetta di Don Bosco. Quindi Don Bosco, divenuto grande, attraverso questa esperienza della sua giovinezza, della sua fanciullezza, ha imparato a coniugare insieme la tenerezza della mamma e anche la fermezza del papà. È quel Don Bosco che conosciamo, che è educatore e dunque deve essere fermo nei principi, nella solidità dell'educazione che dona, ma anche deve essere molto tenero, molto dolce, ed è quello che sarà proprio il Don Bosco che noi conosciamo. Qui in questa casa, in questo ambiente, negli anni 60, 1960-65, è stato costruito il Tempio, come si diceva allora. Sono poi 2 chiese che vennero innalzate soltanto da qualche mese fa a titolo di Basilica Minore dal Santo Padre. È importante capire questo soprattutto perché Don Bosco ebbe nella sua mente il desiderio che coloro che venivano qui, e lui portava qui i ragazzi Don Bosco, li portava qui da Torino a fare le passeggiate. Nella chiesa superiore c'è una novità rispetto a quello che era la costruzione originaria del nostro Tempio, della nostra chiesa. La chiesa nella storia è come una nave che attraversa il mare in burrasca. Difatti la costruzione è proprio una nave. È in legno, ci sono dei grandi costoloni che la sostengono, però questa nave dà il senso della sicurezza perché il nocchiero è la grande figura del Cristo risorto. Con un nocchiero così si cammina, si viaggia e si naviga sicuri. Qui nella chiesa inferiore è bello vedere sulle tante cose che ci potrebbero interessare, soprattutto la pala dell'altare maggiore, dove è ripreso un momento tipico della vita di Don Bosco quando viveva tra i suoi ragazzi a Torino. Da visitare anche, mi sembra, importante, proprio abbiamo fatto accenno al Cardinal Cagliero, che fu il primo missionario di Don Bosco. Nel 1875 Don Bosco fece la prima spedizione di missionari, uno dei suoi grandi sogni. In quel museo, che ha avuto vicende bellissime, perché all'inizio era semplicemente una raccolta di oggetti che i missionari, tornando dalle terre di missione, portavano addirittura a Don Bosco, oppure ai superiori che c'erano allora, per far vedere com'era la civiltà di quelle epoche e di quei luoghi. Dobbiamo pensare che la prima missione di Don Bosco fu in Argentina, in Patagonia, ma poi si è diffusa dappertutto, in tutti i continenti. Ora siamo presenti in 125 paesi e lì sono raccolti dei preziosissimi segni delle varie culture. Il prodotto principe di Castelnuovo Don Bosco è senz'altro il vino, ma non dimentichiamo la gastronomia.
Ed eccoci qui, di fronte a questa bella tavola imbandita che propone ai vostri occhi e spero anche al vostro palato in futuro quelle che sono le migliori tipicità di questo territorio. Questo bel pane che viene prodotto proprio con i grani prodotti su questo territorio, nelle zone pianeggianti del territorio di Castelnuovo Don Bosco. Ciascun piatto tipicamente sul territorio viene abbinato ad un vino. Vino la va per la maggiore in questo territorio, la maggior parte del territorio di Castelnuovo Don Bosco, almeno quello coltivato, è sicuramente dedicato alla vite. Sostanzialmente il Freisa ed il Malvasia. Per quanto riguarda i piatti, vediamo le cose più, diciamo, moderne, innovative sul territorio, partirei da queste, sono proprio le pizze. Ne è qui un esempio, una bella pizza con i condimenti della bagna cauda, che è uno dei piatti tipici invece del territorio piemontese e di questa zona in particolare. Un secondo piatto che è questo merluzzo prodotto da questo nostro ristoratore locale, e andiamo nella tipicità più antica, più remota della nostra tradizione culinaria, e la finanziera. Inizialmente un piatto dedicato non tanto ai nobili quanto appunto ai finanzieri. Un altro piatto importante, sicuramente tipico piemontese, di cui io particolarmente sono ghiotto, è il fritto misto. Ci addentriamo su quelle che sono le torte, la pasticceria, sia dolce che secca. In particolare possiamo vedere questa bellissima torta di mele fatte secondo la tradizione antica con vecchie varietà di mele. In particolare questi piatti sono stati prodotti dagli allievi della scuola di cuochi, diciamo, che è qui presente presso il Colle Don Bosco. C'è il tipico piatto, diciamo, dolce piemontese, che è il bunè. Uno degli ingredienti tipici di questo biscotto è proprio il Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, che è questo vino dolce particolare di questa zona, che entra un po' in svariate composizioni culinarie, in particolare ovviamente sicuramente in abbinamento con i piatti dolci e in particolare proprio nella composizione di questi dolci, di queste paste. Ci sono diverse pasticcerie, alcune di queste sono specializzate proprio nella produzione di cioccolato, nella lavorazione del cioccolato, e in particolare quello è proposto dalla pasticceria Ricchi e Lucia. E direi che abbiamo fatto questa carrellata sui prodotti del territorio, sui vini del territorio, non vi resta che venire a trovarci e ad assaggiarli. Venite in paese che è tanti santi, che è la gente genuina, che spesso parla, ci sarei che sia ancora come una volta, e che in mezzo a Castelnuovo Don Bosco, sì, i santi, i vini, e tutta la gente a ciacciare ancora, capiamo ancora parlare, su di me. Noi vi aspettiamo, raccomando che vieni, sì che vi aspettiamo, Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti vi aspetta in tanti, ma anche tutti i borghi d'Italia vi aspettano e vanno gustati non soltanto con gli occhi ma soprattutto con il cuore. Visitate il nostro sito per rivedere tutte le puntate e per quanto riguarda il nostro appuntamento ci vediamo la prossima settimana. Ciao!